Umpli Veneto, come dicevamo in apertura, ha spento le prime 50 candeline, ha un nuovo presidente. Andiamo a scoprire tutto lo svolgimento dell'ultima assemblea nel servizio. Si è tenuta in provincia di Padova la 54esima assemblea regionale Umpli Veneto, un momento per celebrare anche i 50 anni delle Proloco Venete, ben 557 in totale, che proprio in questa occasione hanno eletto il nuovo presidente regionale che le guiderà per i prossimi 4 anni. Dopo 20 anni, infatti, per la prima volta tra i nomi in lizza non c'era quello di Giovanni Folador, presidente uscente, che, come annunciato nelle scorse settimane, ha deciso di passare il testimone. Bisogna anche a un certo punto rendersi conto delle anagrafe e del tempo dedicato alle Proloco a livello regionale, per cui bisogna cominciare a vedere chi c'è dietro, che possano andare avanti e continuare il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni. Ho dato la mia disponibilità, è stato rieletto presidente provinciale di Treviso, quindi per un altro mandato, e quindi non esco dalle Proloco perché sono state parte della mia vita da quando ho cominciato a lavorare. Ho lavorato nel privato, ma ho lavorato anche per le Proloco con entusiasmo e continuo a farlo. È una malattia che mi porterò fino alla fine. Consegnata al neopresidente Rino Furlan una compagine di Proloco regionali all'avanguardia, tanti i buoni propositi. Vorremmo far crescere queste 6 province legate a quella di Treviso con quelle rassegne che noi in provincia di Treviso abbiamo sviluppato partendo con la primavera del Prosecco per andare a fiori d'inverno, a germogli di primavera, delizie d'autunno, a malanotte d'estate e non per ultima a Bisi in Festa. Vorremmo che queste manifestazioni fossero impiantate in tutte le altre 6 province, quindi faremo crescere le segreterie e qua c'è un accordo anche con l'Umpli nazionale, con il presidente Antonino Raspina, con il quale riusciremo a fare questo e in questi 4 anni lavoreremo in tal senso. Tra gli obiettivi del prossimo futuro anche quello di arrivare ad una semplificazione burocratico-normativa nei confronti dei volontari attraverso un protocollo di intesa. Questo protocollo di intesa ci permetterà di avere una riduzione di quello che è l'imposizione e comunque una regola e delle regole che sono uguali in tutti i comuni del Veneto e quindi in tutte le province. Questo è un obiettivo che noi ci siamo posti e che porteremo a casa. E continua inoltre l'impegno in Senato per modificare ed alleggerire la normativa vigente. Entro l'anno dovrebbe esserci tramite il Senato l'approvazione di un disegno di legge che porterà ad avere comunicazioni in sia fino a 1000 persone e poi per quanto riguarda le altre manifestazioni più importanti ci sarà tutta la documentazione messa a disposizione il primo anno, per 5 anni consecutivi poi la documentazione non sarà più prodotta ma varrà la comunicazione in sia per quello che è la stessa manifestazione che si ripete.